Ci sono 5.000 movimenti franosi catalogati in provincia di Belluno. Solo ieri, fra nuovi e antichi smottamenti, l'emergenza è scattata 23 volte. Dal Cadore Comelico alla Val Belluna, dall'Alpago all'Agordino, senza scordare la Val di Zoldo. È nella valle che separa il Longaronese dall'Agordino che si è staccata l'ultima frana, ad Onta di Zoldo, quando oramai il sole dalle prime ore del mattino aveva iniziato a fare capolino. In Alpago è tornata a far paura la frana di Schiucazze, i cui movimenti vi abbiamo mostrato nel corso della diretta di domenica. 4 famiglie hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni e l'esasperazione ha superato il livello di guardia. Comprensibile, dice oggi il numero 1 di Veneto Strade e Vernizzi, ma non c'è altro modo se non rimuovere il materiale ogni qualvolta se ne rappresenti l'urgenza. In caso contrario dovremo spianare tutta la montagna e questo, spiega, non è possibile. In Cadore a Perarolo si è rimessa in moto la vecchia frana della Busa del Cristo e smottamenti sono stati rilevati a Livina Longo, Selva di Cadore, Canale d'Agordo, Vallada Gordina, Caprile, Gosaldo, Zoppè di Cadore e poi ancora criticità a Santo Stefano di Cadore, in Comelico e a Belluno città. Qui siamo a Candates, sulla 203 a Gordina. Qui il cordevole un'altra volta ha combinato un guaio perché si è mangiato letteralmente la parte della strada che già l'anno scorso era stata praticamente distrutta dall'ondata di Vaia. In mattinata si sono susseguiti i viaggi dei camion che hanno scaricato grossi massi nella scarpata e così si prevede di tutelare la forza del cordevole che continua a scorrere impetuosamente nel suo letto, ancora colmo di tronchi portati a valle dalla piena del 2018. La situazione permane critica. Riaperto alle 6 di stamattina il Ponte Bailey a Belluno a rischio per la piena del Piave che all'Ambioi si è riappropriato nuovamente di una parte dell'ex parco fluviale, quella dove i muraglioni non sono stati riposizionati in linea nel post Vaia. Oggi è stata una giornata di tregua in attesa di una nuova perturbazione che le previsioni meteo annunciano già per domani e che speriamo non sia pesante, dice il presidente della provincia Roberto Padrin, mentre è iniziata la prima conta dei danni che le stime indicano ingenti.